Buongiorno. Buongiorno. Questa era la nostra stanza. Qui sono solo ristoranti. Poi 37 euro a notte per 2 notti. E quindi oggi destinazione Olvera, tappa tranquilla, 33 km, ma 600-700 metri di dislivelli. Però con una gemma, Setenil de las Bodegas, uno dei pueblos blancos più caratteristici dell'Andalusia. Per questo che abbiamo deciso di dedicare almeno un paio d'ore, anche di più, di sosta lì, ed è per questo che facciamo 33 km. Perché ci sono due categorie di ciclisti. Noi apparteniamo alla terza. Allora c'è il ciclista, quello che deve fare, che ha l'ansia da prestazione, quello che se la prende comoda, e poi ci siamo noi, quelli che se la prendono comoda e mangiano come scrofe. Noi siamo la terza categoria, che è una sottocategoria della seconda, se vogliamo. Ok, basta cazzate e partiamo. Partiamo. Ce ne andiamo. Via, si parte. E salutiamo anche la Plaza de Toros, che se non fosse che ci ammazzano i tori, era veramente un gran bel posto. Posso solo dire che sto spingendo e sto scivolando spingendo. La ronda Setenil è tutta discesa, basta fare al contrario. Sì, lo sto filmando. No, la sera no, la sera no, Bello per i cavalli, no? E noi continuiamo a spingere. Nell'aria un profumo di paste appena cotte, ma non le vedo. Moglietta del Setenil. Senza vergogna. Buonissima. Pane e pomodoro. Allora, il prosciutto fantastico, ma quello l'abbiamo mangiato buono anche in altre parti. Però pane e pomodoro eccezionali, cuor di bue. Gracias. Nini, come ti senti? La gambetta com'è? C'è ancora? Io sono qua con la mia bicicletta
Vedete sempre più pesante. Oh, non ci capisco più niente. Siamo ad Olvera. Quindi siamo arrivati al castello, però, Spingi, spingi. La nostra stanza è qua sotto. Passiamo anche dal cimitero. Ma siamo sicuri che siamo nella strada giusta? Non sono sicuro io che sia. Ah, ecco, c'è italiano. Qui c'è tutto allagato. Invece di entrare al castello siamo andati a finire nel cimitero. E noi siamo questa via qui, dai. Sì, sì, dove ci sono quei due signori che stanno venendo su. Bello, mi piace. Alt, cosa volete? Quanti siete? Cosa portate? Un fiorino. Tu cosa dici? Dico che fa bene fare un po' due passi dopo una giornata così, con questo caldino. Come ripida. Stiamo pensando al nostro giro, mentre lei mi frega la birra. È stata una bella vacanza, sinceramente. Stiamo rivivendo i momenti da quando siamo partiti, siamo passati attraverso quel campo dove dove fanno la birra a Croscampo, i 120 km arrivare a Cordova. Quindi adesso che domani, se tutto va bene, siamo alle porte di Siviglia, ormai la vacanza volge al termine. Si mette un po' tristezza quando finisce un viaggio. Ma non ti preoccupare, trovo un altro viaggio da fare. Va bene. Siamo sotto il castello, cioè ma non proprio sotto, ma abbiamo il castello, la vista del castello di Olveira. In questo taverna Juanito Gomez. E adesso, come al solito, come tutte le sere, ci stiamo sbaffando. Tutta le mangiare andalusa.